Gianni Chessa è appena stato nominato assessore al turismo. Qual è la sua idea per il futuro del turismo in Sardegna? Intanto grazie per la domanda. Io ho accettato questa sfida di fare l'assessore al turismo e alle attività produttive per la Sardegna e non sono qui per fare solo fiere e mettermi in mostra. Io credo che la Sardegna non abbia bisogno di mettersi solo in mostra, dobbiamo fare un salto di qualità. Non ci servono solo i mercatini e gli stand in PVC, andiamo oltre sulla qualità, vendiamo le nostre bellezze, che è la Sardegna, che è questo bellissimo tempio che si trova in Sardegna, il paesaggio, l'artigianato, la grande manodopera sarda, locale, che deve essere valorizzata, con i percorsi culturali e quant'altro. Il turismo ha bisogno di essere rivoluzionato, però se in altre parti d'Europa viene tutto pagato, qui non è possibile che noi riusciamo a valorizzare tutto. La Sardegna è unica, partiamo da questo concetto, siamo prima tutti sardi e dobbiamo valorizzare per i turisti e per noi stessi la Sardegna, portarla al reddito.